Di Partenope TV e siete sempre con noi, quindi unitevi, state più tempo a casa perché di programmazioni speciali ce ne sono su questo emittente. Ben ritrovato anche al mio collega Antonio D'Addio, come stai Antonio? Ciao Ida, sto bene, questa è la prima trasmissione del nuovo anno e quindi cogliamo l'occasione io e Ida per fare tanti auguri di buon anno, un anno sereno soprattutto e di salute a tutte le persone che ci ascoltano, all'editore, al direttore, a tutto lo staff della televisione, a tutta la stampa che ci segue con tanto affetto. Però io ti ritrovo dopo un po' che non ci vediamo. Come mi ritrovi a proposito? Ti ritrovo più alta, più tonica e più snella. Che stai facendo? Tanto, non mi fare inquadrare Che i piedi. stai facendo? No, che sono i tacchi, sono i tacchi. Ah, sono i tacchi. Vabbè, comunque l'anno nuovo, mi sono detta, ormai non è tempo più di giocare con il cibo, quindi basta con il cibo, mettiamoci a dieta, facciamo le cose come si deve. Alleniamoci. E poi sono tornata ad allenarmi, che bello, guarda, dopo 3 anni senza danza, fortunatamente adesso ci sto dentro, vai! E lo stesso auguro anche a voi, mi raccomando, riprendetevi, basta veramente a pensare cose brutte. La salute è la prima cosa e la serenità in tutte le case. Detto questo... Noi, come appunto stiamo dicendo, vogliamo ringraziare il Roma, Cronache di Napoli, lo Strillo, Casoria 2, tutta la stampa web che ci segue con affetto, il nostro editore Angelo Ucciero, il direttore artistico Renato De Carmine e tutti, Antonio, Giuseppe, insomma... siamo molto mancati al fonico, non mi ricordo sì, a Giuseppe, a Cipriano, a tutto il team di Partenope. Tutti. Siamo tornati però. Siamo tornati, è vero che vi siamo mancati, dite la verità, tutto questo tempo senza di noi e noi senza di voi, finalmente ci siamo uniti e creeremo veramente una forza e una sinergia unica insieme, con il lungo percorso di A Tu per Tu. Adesso iniziamo, dai. E il primo ospite del nuovo anno, chi è Ida? Dal 1974 fino al 2012 pensa che ha fatto parte di una band storica della musica italiana, da frontman. Il Giardino dei Semplici, ti viene in mente qualcosa? E poi diciamo possiamo anche dire che ha 2 vite, no? Una vita di gruppo e una vita adesso da solista, ma non solo cantante, è anche autore, produttore, scrittore, però ce lo racconterà lui mano a mano. Lo chiamiamo? Sì, con noi Gianfranco Caliendo! Gianfranco, come stai? Eccolo. Ciao. Bene, possiamo dire buon anno, sì, visto buon che anno. è la prima Buon puntata anno. del nuovo anno. Come stai? Accomodiamoci, Vediamoci. dai. Questa è casa tua, Gianfranco. Come sempre Bene. abbiamo voluto la tua presenza qui già da un po' di tempo, che stavamo pensando proprio in A Tu per Tu con Gianfranco Caliendo, perché abbiamo voglia di conoscere veramente la tua dedizione, che ce l'hai comunque da anni. Ho appena detto anno 1974 lungo, ma ancora molto molto prima. Sì, ancora da bambino. Ancora sì. da bambino. Da bambino, perché raccontiamo che sei figlio e nipote d'arte. Nipote d'arte, sì, soprattutto nipote, che zio Edoardo è stato insomma un docente del Conservatorio di Avellino, ma soprattutto il maestro dei chitarristi napoletani. Quindi dalla sua scuola sono usciti fuori Bennato, la Compagnia di Canto Popolare, quindi tanti, Mauro Di Domenico, dei grandissimi artisti. E lì era un punto di riferimento, una specie di cenacolo di cultura napoletana dove si incontravano tanti artisti e soprattutto lui creò la napoletana di Roberto Murolo. Quindi tutta quella è stata pensata e suonata da zio Edoardo. Bene. Diciamo che vanta 38 anni di carriera, poi tanti concerti, tanti brani, davvero di tutto di più. Gianfranco, la cultura ha sempre fatto parte di te. Sì, diciamo che Musicale. sì, la cultura sì, soprattutto musicale, sì, perché per il resto sono una mezza frana. No, diciamo che ho avuto, sono arrivato abbiamo delle all'università. peculiarità, quindi... No, però diciamo che sì, in casa si respirava, che anche nonno era mandolinista, quindi si respirava sempre musica e le mie conoscenze di adolescenziali sono quelle là, di musicisti, di persone. Mi hanno piazzato la chitarra in mano che avevo 8 anni, quindi... E ti piacque subito, voglio dire? Sì, assolutamente, è stato una delle mie grandi... perché è veramente una grande passione. Del resto questo lavoro qui si deve fare con passione, altrimenti non conviene farlo. È vero. E la tua passione non è soltanto appunto proprio per la musica, ma anche nel progettare, anche nell'insegnare, tanto tu hai un'accademia, no? L'Accademia Caliendo. Diciamo che poi con il tempo ho fatto sì che la musica avesse anche delle altre sfaccettature, avesse anche delle altre cose insomma da fare, importanti, altrettanto importanti, perché insegno canto moderno da ormai da più di 25 anni
e c'è anche uscita una pubblicazione all'epoca sulla tecnica vocale moderna. Insegno canto moderno, poi e quindi ho messo su questa accademia che sta nel quartiere di Pianura, un quartiere molto popolare. Poi faccio studio di registrazione, edizioni musicali, produzioni musicali, insomma uno che la fa. E possiamo dire che sei anche un talent scout, perché sì, tu laddove vedi le qualità produci. Sì, in verità produco anche tanto, perché ci sono diversi talenti che sono usciti fuori dalla mia fucina. In particolare un fiore all'occhiello ce l'ho, che è quello di mia figlia. Mia figlia Giada, che diciamo lei ebbe questo exploit sanremese insieme a Francesco nel 2001 insieme a Francesco Boccia, il brano Turu 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 Turu, sì. Turu Turu. Pensa che ancora dopo 20 anni, perché sono passati nel 2001, Sì. 2001 era il Sanremo della Carrà, Sì. mitico Sanremo della Carrà. Dopo 20 anni ancora mi richiedono l'autorizzazione per farlo, perché per farlo in altre versioni, in altre cose. Perché in realtà sì, ha avuto brava. Sì. Portoghese in particolare, quella che ha venduto di più, poi catalano, castigliano, quindi sempre di origine lingua spagnola, diciamo latina, ed ha avuto un grande Ha riscontro. venduto anche moltissime copie, si parla di 1.200.000. Sì, guarda, inizialmente sì, 1.200.000 copie, poi però ha avuto delle altre versioni. Ma meglio per te, carissimo autore, no? Sì, no, arrivano pochi soldi però. Ma visto che sta parlando di questa canzone, Sì, sì. vogliamo vedere il montaggio numero 1, perché Vai. anche Gianfranco l'ha cantata, vediamo. È vero. Oggi un duro per la testa, e che fa duro e non mi passa. Lo fa sempre quando esci un po' da solo, e ti resto presa poco dove sono. Se potessi fermerei i tuoi passi in un momento per scoprire dove sei, se mi stai portando dentro. Meno male che tra noi sta nascendo un sentimento che fa turu 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 turu. Non puoi chiamarti in mano, non una scusa. Mi ha sbagliato a darmi il numero di caso stesso mio. Non riesco a immaginarti tutta sola. Che peccato che non te l'ho detto ancora. Che non sto mangiando più, che non vedo più gli amici, che mi manchi solo tu, le tue mani, i tuoi sorrisi, ma qualcosa tra di noi può succedere lo stesso, non ci arrenderemo mai, fino a che sarà successo questo turu nella testa, troppo male, adesso dico che c'è un duro nella vita mia che cancella tutta la malinconia. da domani proverò a sentirmi un po' diversa. Ammettiamoci come sei, meglio se resti la stessa. Da domani canterò sottovoce una canzone. E quando io la sentirò sarò cocco di emozione. Ti Innamorerai, dovessi attendere altri due sai con lei. Allontanerai questo turu. Era un pezzo della Sì, canzone. Ma bene. ce l'ha un turuturu per la testa? Assai. No, volevo anche sapere, visto che sei l'autore con sì, pezzo con Francesco, sì, io e come è Francesco. uscita questa parola? Guarda, ti dico la verità, questa era una canzone che Francesco mi fece sentire uno spunto. Dice, sapeva che io facevo un festival per bambini, non mi sono fatto mancare niente, anche un festival per bambini, per nuovi talenti, e lo facevo anche a livello nazionale. E lui dice, guarda, è una canzone buona per il tuo festival, e cominciava proprio con queste parole qua, quelle che erano rimaste invariate. Oggi è un turu per la testa. Dice,
guarda, mi hanno detto io, vabbè, sicuramente potrebbe essere, però a te ti serve questa canzone? No, non mi serve. Allora mi viene immediatamente un'idea di poter fare un duetto con questa canzone, che vabbè, in un primo momento era sì, era già orientata per il Festival di Sanremo, però ti dico la verità, l'avevo scritta e pensata per farla cantare perché mi avevano chiesto un pezzo per Ambra Angioini. Sembra strano, ma avevo chiesto di Ambra, che poi grande attrice, però, a livello vocale insomma lasciava un po' a desiderare. Allora questa cosa, questo giochino vocale poteva essere una cosa. Poi fortunatamente Ambra decise di non farlo perché non aveva più interesse a cantare, a fare questa cosa qui, e automaticamente questo provino, la demo, la facemmo con la voce di Giada e di Francesco. Quando il mio ex batterista Tommy diceva no, mi è venuta un'idea, ma io voglio portare lo stesso così perché è talmente bella, e in realtà la portò da un discografico che poi se ne interessò e l'ha mandata a Sanremo. Sono soddisfazioni, perché era veramente, guarda, non ci mettevo proprio nell'idea di poter vedere mia figlia a Sanremo. La cantavo anch'io da piccolina, ero più piccola, guarda. Ma che lei era piccerella, già aveva 15 anni quando ha calcato Sanremo, e quindi per me era, non ti dico, è stata più emozionante delle tutte le emozioni che ho vissuto. Ti brillano gli occhi, una cosa spaventosa. Ma tu l'accompagnasti, andasti pure tu a Sanremo? Certo, chi se la si risparmiava questa cosa. Anche un papà molto geloso? Sì, sono stato anche molto, in questo caso sono stato molto papà e poco produttore, quindi in realtà sì, perché pensavo a lei come una ragazzina di giornalista, ero papà aspetto giornalista, cioè, capite? Facevo molto il padre, sì, infatti. Vabbè, vogliamo vederci qualche blocco di foto? Sì, vediamoci il primo blocco di foto, sono delle foto che abbiamo scelto noi, poi useremo anche le foto che ha scelto Gianfranco. Intanto il blocco numero 1 e poi parliamo della carriera di Gianfranco Caliendo. Italiana, e noi abbiamo subito anche noi questo, diciamo, questo abbassamento di forza. Diciamo che insieme ai cugini di campagna all'epoca eravate comunque... Sì, comunque no, ma c'erano tanti gruppi, all'epoca in cui i gruppi andavano di più di adesso. Sì. Oggi, meno male che i Maneskin hanno rimesso in moto, voi non voi l'idea. Il vostro Sanremo fu chiamato il Sanremo dei gruppi. Esattamente, c'erano tanti gruppi, sì, erano pochi solisti. Era l'epoca che i gruppi andavano bene, questo però è stato da una parte il bene, da una parte un po' insomma il fatto che tu ti potevi confondere. Noi grazie a Dio avevamo un marchio che ci distingueva, che era quello di essere napoletani, perché l'essere napoletani a noi ci distingueva, insomma, perché noi potevamo fare delle cose, infatti gli stessi pure dicevano: voi quando cantate in napoletano siete proprio, siete invidiabili, perché capivano che c'era una forza più con il napoletano. E quindi chiaramente siamo, con Giancarlo Bicazzi e Totò Savio, come ci siamo capitati? E chiesero a Gianni Averardi, che aveva suonato con Totò, aveva suonato proprio nell'orchestra di Totò, e chiesero: Gianni, se tu porti altri 3 cristiani come te, bravi, che suonano e cantano, il gruppo te lo produciamo noi. Lui fece prima dei tentativi, delle cose, e poi invece mi incontrò in un negozio di strumenti musicali del mitico Arnaldo Assante al Vomero, e ci incontrammo lì per caso, e lui disse, e Arnaldo disse: guarda, quello è quello che vai cercando tu cerchi un chitarrista bravo che canta, e mi indicò, e da lì in poi io e Gianni cominciammo, io portai Luciano che già suonava con me e lui rimise Andrea, quindi il Giardino dei Semplici nacque in giro di un mesetto, di lì a poco, facemmo i primi provini e finalmente Totò disse: mo sì. No, è bello sentir parlare soprattutto degli ex colleghi, perché comunque hanno fatto parte della tua vita, hanno dato 38 tanto. anni. Il Giardino dei Semplici, voglio dire, è un gruppo storico, di successo, assolutamente, assolutamente, sì. Anzi, ne approfittiamo per salutarli. Senti Ida, ma poiché tutto torna, sì, vediamoci un po' i saluti numero 3. Vai! Ciao Gianfranco, memoria di un capellone. Così ti ho conosciuto nel 1974, nei negozi di Arnaldo Assanti, e rimasi molto colpito dal tuo look, che ti coinvolsi subito nel progetto Giardino dei Semplici. Eri la persona giusta che cercavo, e insieme cercammo gli altri 2 componenti per formare il gruppo. Tutto il resto è storia, che tu hai raccontato in questo stupendo libro, fino ad arrivare ad oggi.
nel progetto insieme col meraviglioso progetto del 1978 che è il Liverpool Cinella. Ti mando un grosso abbraccio con immenso affetto. Ciao Gianfranco. Eccolo là, bello, lui è stato il fondatore. Sì, lui ha colpa sua. Ma devo essere sincero, lui ha detto, oltretutto parla di un libro che vabbè, sicuramente ne abbiamo modo di parlare, parleremo, certo, che è Memorie di un capellone che è uscito da poco, da pochissimo. E lì però ha aggiunto una cosa della quale voglio far piacere parlarvi, che lui, questo Liverpool Cinella, era un vecchio progetto che avevamo noi, che ora stiamo riprendendo e abbiamo già insieme, io e lui, abbiamo rifatto, perché era un'idea nostra dell'epoca che però ci fu, diciamo, in qualche modo soffiata come idea, ci fu sfilata come idea e la fece un'altra band. Era l'idea di fare canzoni dei Beatles in napoletano. Bello. Ecco, questo lo fecero invece in un modo diverso da quello che intendevamo noi, che noi volevamo dare una forza di napoletanità in più a queste canzoni storiche dei Beatles. Praticamente era la nostra intenzione. Sì, lo fecero gli Shampoo, sì. Però gli Shampoo ci mettevano gli stessi vestiti dei Beatles, li scimmiottavano, diciamo. Invece noi invece abbiamo dato proprio una grossa anima napoletana a quelle melodie dei Beatles. Era diverso con quel genere. Lo sentirete presto. Ma adesso dobbiamo anche sentire Gianfranco Caliendo, voglio dire. Ci regali qualche emozione dell'epoca anche? Sì, dai. Quale? Allora, non lo so, il microfono è lì e facciamo partire dalla regia. Allora, lui ha parlato del 78, Gianni, Sì. quindi il 78 uscì un pezzo della quale io ero fiero perché avevo scritto io, nonostante Bigazzi e Savio, grandi autori, loro dissero il pezzo più forte è questo, puntiamo su questo, concerto in La minore. Ah, benissimo, ti prendo il microfono. E ce lo ascoltiamo, concerto in La minore qui in diretta tu per tu, Gianfranco Caliendo. Si sta organizzando, si sta preparando perché siamo in diretta. Ecco qua. E sentiamo questa bellissima canzone, concerto in La minore. Suonava in tutto il mondo concerti di Chopin e in prima fila gli occhi su di lei. Sui tasti le sue dita, farfalle in libertà, viveva con orgoglio la sua età. Seduto al pianoforte in quella stanza, guardava la sua donna e ripassava Mozart, concerto in La minore dedicato a lei, e senza una ragione se ne andava. Ha lasciato in un cassetto tra gli spartiti il suo concerto antico e un po' ingiallito dal tempo che un giorno creò in silenzio per lei. Ha lasciato tutti i dischi, le foto in compagnia di artisti, la sciarpa bianca presa a Parigi e tanti ricordi comprati quando era ai tournée. Ritagli di giornali, adesso sfoglia lei, piangendo un po' davanti al suo caffè. Ritornano le note del suo passato, ricorda che era bello quando lui suonava
concerto in La minore dedicato a lei, e senza una ragione se ne andava, ha lasciato in un cassetto tra gli spartiti il suo concerto antico e un po' ingiallito dal tempo che un giorno creò in silenzio per lei. Ha lasciato tutti i dischi, le foto in compagnia di artisti, la sciarpa bianca presa a Parigi e tanti ricordi comprati quando era in tournée. Mamma mia, bella e immortale. Delle canzoni sono proprio immortali, guarda. Secondo me Beh, la diciamo- gente sarà attaccata proprio al televisore Sì. per seguire e per Diciamo sentirti che la ascoltare. durata di Sentire. queste canzoni credo che sia sicuramente maggiore di quelle che oggi Sì, escono e fanno sicuramente. successo. Tutte le cantano, Ho basta questa partire, sensazione sì. perché vedo che anche i ragazzi giovani che frequentano la mia scuola, anche in giro nei concerti, Li cantano? come no, questi brani, come le questi cantano, pezzi, li cantano questi insieme a cult, noi. Questi cult della musica italiana. Una mia Vediamo- curiosità. 2000 concerti, Antonio. Eh, In giro per sì. tutto il mondo. Giro in the world. È vero, è La mia vero. curiosità sì. è come cambia un po' la mentalità artistica di quando si sta in gruppo e quando poi si è solisti. Cambia molto perché, allora, io ti dico, un handicap che hanno i gruppi, tutti i gruppi, è quello della decisione. Cioè, perché praticamente se ti vengono a chiedere, senti, volete fare Festival Bar? Ok. In quel momento nessuno si piglia responsabilità di C'è sempre qualcuno rispondere. che non è d'accordo. C'è sempre qualcuno, no, e c'è sempre da fare una riunione. Sì. A volte si perde l'immediatezza, Sì. l'immediatezza della risposta. Allora, nel bene e nel male, perché a volte questo può essere anche un bene, perché dice tu rifletti un po' di più su una cosa. Però generalmente noi a volte qualche tram l'abbiamo perso così. Abbiamo perso perché non siamo stati immediatamente tutti d'accordo. Sì, Non avete facciamo avuto la questa prontezza, cosa. non siete stati sul pezzo. E invece ci dovevamo sempre riunire così, perché poi se qualcuno invece si prendeva la responsabilità, e concubinava. Senti, allora Capito? un'altra domanda te la faccio io. È bello essere solista o è bello essere in gruppo adesso? Ah, guarda, io ti dico la verità, quando mi sono trovato le prime volte da solo su di un palcoscenico, a dover fare, sì, anche con dei musicisti dietro, e mi trovavo un poco spaesato, perché mi rendevo conto che prima condividevo delle cose, anche vocalmente, anche c'avevo il momento in cui potevo bere un bicchiere d'acqua, un coppo palca, ma invece dovevo anche parlare sempre, dovevo essere protagonista della sera da solo. Sono trovato un poco spiazzato inizialmente, poi ci ho fatto l'abitudine. Ma difatti in tutte le mie cose ho sempre trovato insieme a me, mi sono portato, e tu infatti ci hai visto qualche volta, la mia compagnella, Sì, che è Flora sì. Contento, con la Flora, quale sì. ho condiviso tante cose. Allora in ogni situazione mi dava forza avere comunque una presenza, perché da solo su di un palco non mi sono mai... Però poi ti sei adeguato, ti sei abituato comunque. Sì, e ora oggi finalmente posso dire, perché nel 2022 uscirà anche il disco Ecco. ufficialmente, posso dire di avere una band tutta mia, Miele Band. La Miele Band. La Miele Band. E apriamo questo argomento, Miele Band. Miele Che Band. poi dopo la voglio ascoltare. Miele. Certo, No, No, certo. ma a proposito di Miele Band, Per Antonio va in ordine. a proposito di Miele Band, vediamo un po' il saluto Ecco. numero 1. Ah, Eccoci beh. qua e poi dopo Gianfranco lo commenta. Ciao Gianfranco, colgo l'opportunità con questo video di volerti innanzitutto ringraziare per la fantastica storia che sto vivendo musicale con te e con la Miele Band. Cosa dirti? Lo sai, abbiamo già parlato tante volte, hai sempre fatto parte sia della mia vita come musicista, perché eri un riferimento appunto da sempre, e poi anche nella famiglia, sai papà,
vi voleva molto bene quando col giardino vi portava in giro nella zona della Campania. Allora niente, io auguro che tutto il bene possibile, che questo nuovo lavoro che abbiamo creato ci unisca ancora di più, ma questo è un fatto già consolidato come gruppo. E spero che per il 2022 tutti insieme, perché oltre ad essere dei musicisti, credo, più o meno validi, siamo tutti amici e questa è una cosa che hai creato tu, l'amicizia tra di noi. Io ti ringrazio ancora, ti auguro buon anno e un saluto a tutti gli amici che sono in studio. Ciao! Un saluto Sì, per guarda, Davide. lui ha detto una cosa giusta, effettivamente. Questo disco già era pronto l'anno scorso, però purtroppo noi stiamo vivendo un momento che tu fai progetti e non sai che obiettivi, Domani cosa succede. E quindi purtroppo noi diciamo diremo sempre, ce la stiamo portando, faremo e diremo un po' da troppo tempo. Ma da 3 anni lo stiamo praticamente dicendo. sì, stiamo dicendo... Ma stiamo vivendo una situazione peggiore dello scorso anno. Sì, per assurdo quest'anno è ancora più, perché questo deve essere veramente l'anno della liberazione, perché come sembrava le cose, poi vaccini, tutto, vabbè, io non voglio neanche addentrarmi troppo nel discorso, perché è un momento, certo. Io voglio dirvi questa cosa, il primo dell'anno mi sono venuto a fare una camminata a via Caracciolo, vicino al mare, perché sai, sentivo questa esigenza. Siamo andati a Flora, ci siamo andati sul lungomare, passava la gente e parlavano mascherine, vaccinazioni, prima dose, cioè l'argomento dovunque è veramente avvilente questa cosa. Posso fare una battuta? Ci voleva quella canzone ironica, un po' squalloriana, vaffanculo. Bravo, Okay, esatto. ci voleva proprio. Dai, infatti questo l'ho dedicato più volte anche la dobbiamo dedicare ancora. La dobbiamo dedicare. Senti, ma visto che è in programma ci vogliamo vedere il video? Poi dopo, un po' alla volta, il nostro regista la sfuma, non la sentiamo tutta per intero, ma giusto. ci vuole proprio in questo momento. Giusto il refrain, dai. Vaffanculo a tutte quante, non ne voglio sapere niente. Stamattina mi sfastidio e parla, bocca a me male parole, non ci sono mai state case, ma mi chiuda Moscona, perché non si campa così, ma la vita finì. Tieni a mente chi dice che sono malamente e tu non ti fa bene più, si da piglia con me, va fa culo pure a te. Va fa culo a tutte quante, grata fa se fatiente, come chiudono non voglio sapere. Si parla acqua da bocca, non ci serve vado cocca, si vuole dicere bugie con la me, perché ma non posso morire, faccia pace con Dio. Che pressa, so buona ma mica so fessa, so che non ci sta niente. Ecco, e ci vuole proprio questa Tanto tu non parola, diresti mai, questa parola liberatoria. No, il prof non lo direbbe mai. No, vabbè, ma Ma è il anche... testo della canzone, È il titolo. È il titolo, scusa, vaffanculo il titolo. Tra le altre cose voi sapete che Giancarlo Bicazzi e Toto Savio facevano parte di un gruppo che si chiamava Gli Squallor. Infatti molti hanno... Noi, io il mio maestro è stato Totò, a me viene naturale proprio questa tipologia di cose, mi viene proprio naturale. Allora, Leggendo un po' la tua biografia, ho letto una cosa e poiché a me piacciono tantissimo, volevo sapere
quale canzone hai scritto per Loretta e Daniela Goggi? Ecco. Guarda, per Loretta e Daniela Goggi si parla della canzone che era domani praticamente. E allora, però io ho scritto il retro di quello e diedi una mano anche a Totò nella stesura del brano proprio principale. Però ho scritto il retro che cantava Daniela Goggi, che Totò comunque aveva grande stima di me, anche pur essendo ragazzino ancora, parlo che avevo 19 anni, 20 anni massimo, mi chiamava, mi ospitava a casa, insieme scrivevamo canzoni. E scrivevamo canzoni e quando lui gli serviva, quando non c'è Giancarlo Bicazzi a portata di mano, mi chiamava, insomma io andavo volentieri ospite a casa sua, anche perché da lui ho imparato veramente tante cose, mi rubavo il mestiere da buon napoletano, cercavo di ma questo si deve fare no, rubare, da ma bambino, guarda, questo già però se conoscere. sai cosa, i giovani voglio condannare una parte di giovani che adesso non hanno l'umiltà per poter apprendere delle cose dalle persone che sono già più... si sentono arrivati, già si sentono migliori, già si sentono comunque io a volte li vedo nei talent, no? Nei talent dicono io devo far sentire la mia musica, addirittura cioè a 18 anni, capito? Io non mi sarei mai permesso a 18 anni di dire la mia musica. Maestro Caliendo, per questo la musica è cambiata oggi e anche i giovani è vero, anche per non quello sanno usarla per bene, non sanno veramente accarezzarla, perché la musica va accarezzata, la musica va compresa, la musica va studiata. Però Gianfranco li sa riconoscere i bravi talenti e in questa scuola ce ne sono diversi, diciamo, sono molti usciti dalla mia scuola e vabbè, poi io ho avuto anche purtroppo anche qualcuno che ha fatto la sua strada, che è stato a Sanremo anni fa nel 97, c'era il povero Vito Marletta che fece una, purtroppo non c'è più, che ha avuto proprio questo disastro della sua vita. E, vabbè, comunque Vito mi diede grandi soddisfazioni, perché comunque arrivammo in un Sanremo in cui c'erano dei grandi personaggi, noi arrivammo, era forte, noi arrivammo secondi, pensa che al quarto posto c'era Alex Baroni, dico per dire era un bell'artista. Per dire una voce. E Vito, sì, io mi sono occupato di cose, mi sono occupato anche del fratello di Pino Daniele, Dinello Daniele, sono stato il suo primo produttore, poi le cose non le abbiamo proseguite e comunque tra i miei allievi luccicano tanti artisti, forse nessuno mai è riuscito veramente a prendere la propria strada a grosso livello, però ho messo in giro decine e decine di insegnanti di canto intanto che escono dalla mia scuola e insomma comunque mi sento soddisfatto. Piano piano, mi sento soddisfatto. Riceveranno anche loro soddisfazioni. Si parla appunto di Gianfranco come solista, allora noi abbiamo scelto alcune foto in cui sta da solo e alcune foto in un ambiente un po' più privato. Il blocco numero 3. Nessuno può imbavagliare una mente creativa come la tua, Gianfranco, neanche la pandemia. In questa cameretta sei stato chiuso per giorni e giorni durante la quarantena, perché in qualche modo dovevi reagire. E proprio qui, davanti a questo computer, su questa tastiera, sono uscite dalle tue dita e dalla tua mente fiumi di parole bellissime, ed è nato il tuo libro molto bello che racconta la tua vita artistica, e sono nate altre creature di cui parlerai tu stesso. Sei un lottatore, sembri una persona fragile, ma non lo sei, ti rialzi sempre, combatti, sei una persona tosta, orgogliosa, ami talmente tanto il tuo lavoro, la tua musica, che non ti lasci calpestare da niente e da nessuno, nemmeno dalla pandemia. E quindi io ti auguro veramente di rialzarti sempre per tutta la vita e di continuare a fare... Praticamente a scrivere, perché era l'unica cosa che mi ha mantenuto
insomma con delle motivazioni, perché la cosa più importante quando tu a un artista gli togli il palcoscenico, gli togli la possibilità di... Gli togli l'aria, gli togli l'aria davanti. E come l'hai vissuto con questo Allora, qui Gianfranco? no, e Con questo il ti stavo mostro dicendo, con il mostro che l'abbiamo preso oltretutto, sia io che Flora ad ottobre l'anno scorso. Beh, in forma però, lieve, in forma lieve, grazie a Dio, sì, per passaggio abbiamo provato pensiero, ecco, diceva. Però e in quel periodo lì io ho scritto il libro, perché era una cosa che avevo nel cassetto, già volevo fare, dice, chi stia un momento, se no ho il tempo per poterlo fare. Memorie del capellone. E Memorie di un capellone. Ho scritto un libro, poi ho fatto delle nuove canzoni e poi ho scritto il nuovo musical, vabbè, che dopo ve ne parlo anche di quello che è un musical che vedrà la luce, speriamo se tutto va buono, e io stavo qua in quest'anno, si ci fanno fa. Anche perché Fatti Santo è andato benissimo. Fatti Santo molto bene, sì. E infatti è sulla scia di quello che abbiamo fatto questo, però anche quello penalizzato. Abbiamo avuto il teatro a metà pubblico. È penalizzante anche a livello economico, perché immaginate, chiaramente puoi mettere solo metà teatro dentro e quindi quindi un bel teatro come Troisi, hai degli incassi relativi, quindi non l'abbiamo portato avanti perché era con un bel cast, che c'era Antonello Rondi, Gigi Attrice, Bruno Cuomo, insomma Gigi Comune, Flora anche faceva una parte molto bella. Insomma, comunque ora Crediamoci, Gianfranco, il maggio dai, diventa santo. Ma in queste Memorie di un capellone racconti aneddoti mai raccontati? Sì, assolutamente sì. Racconto gli aneddoti che chi si ritroverà magari si troverà un po' sorpreso. Però li racconto perché io mi sono dato una linea di scrittura che era quella praticamente di dire tutta la verità. Dice, e io si lascio una testimonianza, nella mia biografia è giusto che io dica la verità, perché secondo me sono già troppi libri di storia manovrati, un po' manovrati. Quindi invece io preferisco dire tutta la verità di tutte le cose, quindi ho raccontato delle cose, anzi il mio editore mi spingeva addirittura a dire guarda, ma non devi mettere paura, dici tutte le cose, anche se perché quel periodo là non è mai stato raccontato bene. E lui questo diceva, dice non ci sono molte pubblicazioni, in realtà io mi sono informato, non c'è molte che raccontano proprio gli anni 70, questa grande voglia di fare musica, voglia di rinnovamento, questa voglia, e invece io lo racconto quindi parallelamente alla mia storia che è quella relativamente di un uomo che insomma ha avuto la fortuna di fare il mestiere della musica, però parallelamente c'è anche una vita che cammina con il mio percorso. Gianfranco, dopo ci racconterà un po' di luci e ombre di quel grande successo degli anni 70. Ma diciamo prefazione di Giorgio Verdelli, che è molto quello importante. sì è importante. Giorgio è stato felice di farlo, io sono stato felice di avere la sua firma come prefazione, perché in questo momento penso che Giorgio sia molto molto affidabile, attendibile come personaggio pubblico, e sta facendo le cose bellissime, devo dire la verità, sia in televisione che cinematograficamente. Siamo felici per lui. Allora adesso si canta, che gioia! Allora Moggia canta Miele Band, abbiamo nominato la Miele Band, ora cantiamo. Sì, ti prendo il microfono. Sì, sempre questa cosa che appunto tutto il bello della diretta. Che bello. Ma adesso Gianfranco Caliendo ci fa sognare con Miele. Era il colore dei nostri corpi addormentati sotto il sole. Sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, le nostre fughe, e si tornava lenti come tartarughe. Quella sera che inventai il tuo nome, già cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella, e l'estate ancora sa di miele, anche se
io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Quale treno prenderai? Quando arrivi chiamami se puoi. Forse lì mi innamorai, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, torni domani. Cos'è cambiato? Forse è colpa degli esami. Quando hai detto scusami è finita e cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella, e l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. E l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Bellissima. Bella anche bella, poterla bella. ricantare, no? Sì. Dopo tanto tempo è sempre... Quella rimane, il motivetto comunque è rimasto in ognuno di noi. Sì, Io che questa sono è proprio... piccola, i miei genitori comunque l'ascoltavano sempre all'epoca, ecco, grazie a loro ho conosciuto il Giardino dei Semplici. Sì, questa è Da quella bambina. che proprio quando siamo, Sì. come mettiamo sul palco, miele, ce la La chiedono gente, miele, già mi ce la raccomando, ce la chiedono subito. Un Sanremo, 3 festival bar, vogliamo parlare di queste sì. partecipazioni? Sì, 3 sì, festival bar. sì, 3 festival bar. 3 festival bar è una manifestazione molto bella, Sì. molto emozionante. Si stava in questa arena di Verona che era piena sempre zeppa di gente. Tempi belli, tempi belli. I palchi dell'epoca non erano enormi come adesso, no? C'era un palco garbato, però c'era tanta gente, molto, molto bello. E invece il Festival di Sanremo, che è l'unico festival di Sanremo che abbiamo fatto da interpreti, poi ci sono tornato ecco, con Giada, con Vito, con tante altre cose. Però l'emozione di quell'anno là, ahimè, io me la ricordo bene, e anche, però è un aneddoto, è quello che io praticamente l'ho fatto così, questo festival. Cioè io avevo il braccio ingessato. A cosa dovuto? Da un incidente d'auto che avevamo fatto una settimana prima. Praticamente io sono arrivato lì, ho dovuto firmare dall'ospedale al CTO di Colli Aminei, dovuto firmare perché mi avevano operato, avevano fatto un'operazione per ridurre la frattura all'omero, e praticamente io sono andato prima a cantare a Roma in studio e poi dopo da lì direttamente a Sanremo per fare le prove, e l'ho vissuta così, tutti quanti se la ricordano perché si ricordano questo tra piccolo, perché così ero proprio... e infatti in quel Sanremo lì alle mie spalle c'era Totò Savio che suonava la chitarra, perché io non la potevo suonare, mi misi però fortunatamente la posizione, ho detto la chitarra è così. E quindi, Già eri in posizione. E c'avevo molta gente non se ne accorse perché mi feci fare un camicione adatto proprio per nascondere il gesso, però insomma ero Goldrake, parevo Goldrake, poi all'epoca ero proprio Migherlino assai, capito? Vediamo chi altro ti vuole salutare. Allora diciamo al regista di mettere insieme il 9 e il 2.
Buonasera, ciao Gianfranco, eccomi qua anche per il mio saluto, non potevo mancare, assolutamente, anzi colgo l'occasione per dare un bacio ad Ida, un abbraccio forte ad Antonio, strepitosi, straordinari conduttori di questa trasmissione meravigliosa di cui sono stato anch'io ospite. Beh, parlare di Gianfranco è veramente difficile perché oltre insomma al collega, l'artista sensibile di grande spessore, il grandissimo musicista, mi lega a lui un ricordo che lui non sa, forse gliene avrò anche parlato qualche volta, mi lega il ricordo della mia infanzia legato ad alcuni successi meravigliosi, quindi pilastro della musica italiana e napoletana, riaffiorano una serie di ricordi della mia infanzia, quindi poi è diventato mio produttore insieme ad Antonio Romano, perché hanno prodotto insieme a Radio Amore un album meraviglioso, questo CD che si chiama L'attore, appunto, che io ne vado fiero, ancora mi sta dando dei bellissimi frutti, e di cui sia Gianfranco che Flora, che io ringrazio sempre per il meraviglioso regalo che mi hanno fatto, appunto L'attore, la canzone che hanno scritto apposta per me. Che cosa dire? Gianfranco, io ti auguro veramente le cose più belle della vita. In questo buon 2022 ci sta tutto, ci sta il mio augurio alla tua carriera, principalmente, a dare sempre di più, perché può dare ancora tantissime cose, Gianfranco, ha una serie di bellissime idee, ricollaborare insieme, ti auguro la salute e la serenità. Ti abbraccio. Un saluto a te Gianfranco Caliendo dall'Associazione Giornalisti Fregri. Partiamo proprio da qui dove sei stato premiato 2 anni fa, premio Campania Terra Felix, premio internazionale di giornalismo. Tu che hai creato la band, il gruppo Il Giardino dei Semplici. A te che sei uno che fa scuola, veramente scuola, la musica per te è arte, la musica per te è passione. Grazie per tutto quello che fai per i giovani che si avvicinano alla musica. Un bacio, ti vogliamo bene. Caro Gianfranco, compagnuccio mio di mille avventure, noi ci conosciamo da una vita, non mi ricordo più gli anni che ci conosciamo. Parlare di noi un minuto non basterebbe, ma non basterebbe neanche un anno. Voglio ricordare un aneddoto solamente, vediamo se te lo ricordi. Qui a Brescia è sempre pronta la chitarra nera che hai usato in concerto qui da me. Ti aspetto, un abbraccio, tu sai dove sono in questo momento. Appena posso ci vediamo. Ciao. Allora, questi saluti ti sono piaciuti? Ma molto. Massimo, Cominciamo da Massimo, cominciamo da Massimo perché Massimo merita veramente di poter parlare di lui bene. Perché ha cantato da noi L'attore ed è una canzone bellissima. No, bellissima. Ma Massimo, io devo dire la verità, lo conosco da poco tempo. L'ho conosciuto grazie ad Antonio Romano di Radio Amore. Che, salutiamo la famiglia Romano. Salutiamo Radio Amore, assolutamente. Ciao. Sempre con noi Radio Amore. Antonio mi disse: guarda, c'è questo guaglione che è proprio bravo, dice ascoltalo che è. Quando l'ascoltai, quando abbiamo fatto un successore con il suo inserimento, perché abbiamo fatto questo spettacolo di canzoni napoletane classiche insieme a Manapoli, che praticamente con Masiello all'interno era proprio brillava. E devo dire la verità, Massimo è veramente un grande artista, mi sono affezionato, abbiamo avuto una bella amicizia, è nata una bella amicizia tra di noi e veramente io ho scoperto di lui, mi va di sempre, dovunque va, qualsiasi cosa, perché veramente mi dà delle emozioni. E poi canta con, io dico, la voce d'epoca, canta, c'ha dentro delle venature, delle vibrazioni antiche, che è quello che a me piace molto, che aveva tu ricorderai bene Antonio Sorrentino, sì. No? Antonio Sorrentino. E lui mi ha ricordato a volte queste venature qui, e infatti quando abbiamo scritto io e Flora il pezzo per lui, Flora l'ha beccato proprio in testa, è vestito addosso a lui. E però anche musicalmente lui rende questa cosa... Delle buone vibrazioni. Lui secondo me ha avuto dei percorsi strani nella sua carriera, perché
perché sennò oggi dovrebbe essere veramente, veramente a livello internazionale. Claudio Ciotola ti ha premiato 2 anni fa. Claudio mi ha premiato, sì. Claudio è un amico che incontro molto volentieri, sempre nel quartiere di Pianura dove ho la mia accademia, quindi lui sa che io mi do molto da fare per i giovani e mi do veramente... La vocal coach, diciamo, per tutti i giovani che hanno voglia di affacciarsi sul panorama musicale, vogliono intraprendere appunto questa strada di imparare, assolutamente, di studiare, possono andare da Gianfranco Galindo a Pianura. E poi il grande Sasà Massarelli, vabbè, una grande amicizia anche quella, è stato uno dei primi quando io ho cominciato il percorso da solo. No, tu a Sagni, tu a venire qua a Brescia, e mi ha fatto fare questo concerto a Brescia e ho detto no, non ti preoccupare, non salire la chitarra, salivo in treno e quindi non portare la chitarra, te la faccio prestare da mio figlio. Mi ha prestato questa Gibson bellissima e abbiamo fatto queste cose con lui, ma va bene, noi abbiamo una vecchia amicizia che io c'è una grande stima reciproca e vabbè, mi auguro che si ripeta presto. Sì, ce lo auguriamo tutti quanti noi. Ha parlato adesso Gianfranco di questo spettacolo fatto di musica napoletana, allora estrapoliamo un pezzo di video di Tucano Chiagna perché vogliamo sentire Gianfranco cantare in napoletano. Com'è bella montagna stanotte, bella così, non l'ho vista mai. N'anima rassegnata e sta sotto la coperta e che sta luna bianca. Chiagnera papaya, tu stanotte dove stai? Voglio a te, chi sto occhio di donna non ti può avere. Dove stai? Voglio a te, chi sto occhio di donna non ti può avere. Ecco qua, bellissima, grande successo. No, beh, Napoli, disco d'oro, tu hai detto, sì, disco d'oro, l'unico disco d'oro che prendiamo nella nostra versione, chiaramente questa è una versione un po' diversa, però io mi sono reso conto, ecco, da solo, tra le mie scelte c'è quello di dare più forza proprio alla mia napoletanità, perché mi rendo conto di essere nato con radici più napoletane di quelle, 7 generazioni, anche se sono nato a Firenze, voglio chiarire, sì. Però ho 7 generazioni di miei avi. I tuoi genitori sì, tutti napoletani, sanità e tribunali, sì, quindi insomma ecco, proprio Napoli. E mi sono sentito infatti rendo meglio, anche sia nello scrivere che nel cantare le canzoni napoletane, e difatti io e Flora insieme qualche anno fa abbiamo pubblicato Ama Napoli, che è proprio un disco dedicato alla canzone napoletana, non soltanto quella antica, ma anche quella di nuovi autori che sono bravi, che fanno delle belle cose, quindi, e anche di nostre canzoni. Quindi questo progetto prosegue ancora e prosegue anche, ecco, spalleggiato sempre dalla grande Radio Amore, perché vogliamo far sì che questa canzone napoletana rimanga viva, non muoia mai. Quindi adesso ti stai appropriando del tutto e per tutto alla musica napoletana, no? Sì, mi sto avvicinando molto. Sì, lo faccio sempre anche perché chiaramente anche musica italiana, sei perché un pilastro della musica italiana. Perché comunque mi conoscono per quello, però io quando già fa una cosa a sfizio mio la faccio in napoletano. L'hai detto pure in Napoli, quando già una sfizio. E fai bene. E gli altri si devono avvicinare sempre più alla cultura napoletana, è normale. Adesso, visto perché le sorprese sono tante, il tempo sta passando velocemente quando si ha un artista che ha tanto da raccontare, vediamoci
momento che con sti numeri, il blocco numero 2 e poi ci mettiamo subito i saluti numero 6. Grazie, prof. Ciao Gianfranco, sono Alfonso Carola. Ormai sono passati tanti anni, anzi, per me tanti capelli fa. Quando noi appunto da piccoli a casa tua giocavamo a calcio balilla facendo dei tornei e certe volte accettando anche che giocasse Ettore, che siccome era più grande di noi vinceva sempre lui. Di quel periodo, oltre a tante altre cose, ho delle foto, alcune te le ho mandate, le altre sono solo quelle della scuola nostra, scuola elementare, della terza, quarta e quinta. E che dirti, ti auguro un bellissimo anno, pieno di salute e niente, stammi bene. Ciao. Alfonso ci ha mandato le foto della terza, quarta e quinta elementare. Ma io ce n'ho una sola di quelle delle tre. Le altre non ce le ho, non le ho conservate perché poi evidentemente sono andate distrutte perché poi eravamo 4 figli. Quindi, ma Alfonso è bellissimo, mi fa piacere assai di averlo rivisto. Abbiamo avuto anche tante collaborazioni. E poi tanti incontri, sì, tante persone. Vabbè, ho visto un sacco di cose, un sacco di ricordi. È vero, quando siamo stati. Nick che è tornato dai cugini di campagna adesso. Mi ha tradito sta volta, mi ha tradito a me. Perché lo spettacolo Anime avete fatto noi abbiamo fatto lo spettacolo. Non si sa mai. No, vabbè, guarda, ritornando sul libro, molti mi chiedono, ma sul libro tu hai scritto... Allora, io ho scritto pochissimo riguardo il momento del distacco, però finisco questo capitolo dedicato al distacco, lo finisco con delle parole che in fondo, quando ci sono queste divisioni, c'è un po' di immaturità di entrambe le cose, e che se probabilmente questa immaturità un poco fossimo riusciti a mantenerle, probabilmente oggi saremmo un gruppo più longevo d'Italia a livello di tempo stare insieme, perché in pratica con la stessa formazione, la nostra forza era proprio quella di avere la stessa formazione per 38 anni, anzi in realtà per 32 anni, però oggi altri 10 ci sono da mettere, quindi avremmo avuto un primato assoluto come band e quindi ne avremmo potuto proprio beneficiare di questa cosa. A Napoli si dice quando ci stanno il Capodossi, però capito, quindi diciamo c'è stato, abbiamo abbandonato, abbiamo dato. Saluti 8 e 10. Ciao maestro, come stai? Ci tenevo a mandarti i miei saluti. Noi non ci vediamo da un bel po' di tempo, però ti volevo dire che porto con me sempre il ricordo delle nostre serate in accademia, fatte di lezioni, emozioni, ma anche tante risate e armonia. E devo dirti che spesso quei momenti mi mancano tanto. Ne approfitto per farti tanti auguri di un buon 2022, ricco di amore, successi, ma quelli non ti mancano mai, e soprattutto tanto miele. Ciao maestro, un bacio forte. Ciao Gian, buonasera, come stai? Sicuramente in forma, non ho dubbi. Sai bene quanto io tengo a te e infatti ancora una volta in pubblico volevo approfittare per ringraziarti per quei bellissimi ricordi che io custodisco con gelosia, ringraziarti per avermi dato modo di realizzare un lavoro discografico. E per esempio, ecco, uno dei ricordi che custodisco sempre con gelosia è il concerto al Teatro Mediterraneo sotto la tua guida artistica. E niente, come ti dicevo, voglio semplicemente ringraziarti, sei una persona a cui resto tantissimo legato ancora oggi, motivo per cui ti auguro ogni bene. Ti abbraccio, approfitto per augurarti buon anno e spero che questa sorpresa ti abbia fatto piacere. A presto.
Allora, che bravi e bei ragazzi! Sì, no, fate che esteticamente gli allievi sono tutti belli. E anche le ragazze. No, sono anche molto bravi. Giancarlo è un esempio che effettivamente lui ha avuto anche un momento di popolarità perché faceva questa canzone, lui mi fece sentire questa canzone alla chitarra che aveva delle visualizzazioni incredibili, la fine di una storia. E con questa canzone così ho detto, maestro, ma io che posso fare questa canzone? Dice, guarda, mettiamoci insieme, facciamo un disco e magari lo... E infatti devo essere sincero, c'era molto interesse, poi sai com'è? Dice, perché poi non avete proseguito? Perché ci sono a volte dei meccanismi che scattano, che sono complicati, che tu conosci bene, poi insomma a volte non riesci a trovare la strada giusta per lui, e quindi in questo io come produttore come artistico sono un ottimo produttore artistico, però il business cosa un poco difetto un poco, quindi avrei bisogno sempre di chi è più bravo di me per fare queste cose. E poi Danilo infatti è una famiglia, oltretutto è una famiglia di ragazzi artisti, perché il fratello anche c'è Giancarlo, e poi c'è anche la figlia di Giancarlo, la nipotina di Danilo, Martina, ma sono tutti bravi, hanno tutti un bel talento vocale, hanno quella marcetta in più, e lo fanno per hobby, e molti di loro chiaramente non si sognano neanche di volerlo fare, anche se abbiamo fatto dei dischi anche con il fratello, con Giancarlo, però lo fanno sempre per hobby, per passione, e quella forse a volte è l'arma vincente, il poter fare, non doverlo fare per forza, come mestiere. Ma tutti questi allievi ti danno forza? Sì, guarda, veramente, io alla scuola ci sono molto legato, perché l'ho messa su con tanti sacrifici, e quando però mi piglia soddisfazioni, io la sera del saggio, noi facciamo, io chiamo saggio, ma è uno spettacolo di fine anno sempre molto bello, lo faccio sempre riprendere dalla TV, dalle cose, insomma faccio sempre una cosa molto bella, e io sto più emozionato che non in uno spettacolo mio, perché infatti sto davanti a loro a seguire tutto quello che fanno, ed è abbiamo sempre grandi soddisfazioni, ormai ne abbiamo fatti una ventina abbondanti di spettacoli molto belli, molto belli. Ti fanno essere l'eterno giovanotto. Sì, in effetti sì, assolutamente. I rapporti con i social, i tuoi allievi penso che comunque facciano parte del mondo social, ma tu invece io diciamo sì, io mi limito sì, ogni tanto pubblico delle cose, non sono molto bravo con le nuovissime tipo Instagram e TikTok, non sono molto, in particolare TikTok non è per me, non ci riesco, però con Facebook no, in verità ci ho creduto subito a Facebook, e anche proprio a internet in generale, anzi sono stato forse uno dei primi a crederci, nel senso come scuola, infatti io nei primi anni di scuola, quando avvisi questo sito della mia scuola, che ormai ha 25 anni, e la gente mi raggiungeva e veniva a Potenza, veniva da Cosenza, perché non c'erano, però guardando i siti eravamo poche scuole in Italia ad avere questo progetto visibile su internet, e poi anche avere credibilità, devo essere sincero, che quindi perché a volte i social non lo portano, quindi tu pensi che sia un buon modo per fare business? Per fare business sì, cioè, anche dove lo si fa bene, bravo, infatti questo assolutamente, perché bisogna stare attenti. È un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio. In mente sane cose che è meglio evitare. Senti Ida, ma ci manca una canzone forte da sentire. Sì, quella che a me piace tantissimo. Quella, la devi chiamare. Mi innamorai? Sì. Quella la devo cantare. Vediamo il video. Però vediamo dal video. Sì, vediamo il video. Sì, allora lo presento. Gianfranco Caliendo in Mi innamorai.
sulla spiaggia si allungavano le ombre. Incantati, Sei incantati. un artista grande, Grazie. anche con la tua espressione. Sì, Poi no. volevo Dire che anche a fare tanto. il regista è Nilo Sciarrone. Sì, Nilo, anzi lo saluto. Nostro perché... amico e che tra l'altro adesso è diventato anche regista di qualche film, molto sì, molto sì. Hai visto bravo. come si muoveva Gianfranco? Sì, no, ma lui mi mise a proprio agio perché poi già avevamo fatto dei video di Giada con lui e quindi stavo a mio agio perché tu sai, anche nei servizi fotografici sembra facile, però se non stai rilassato, queste cose non viene niente bene. Invece lui mi si a suo agio e poi è un creativo, c'ha un vulcano di idee, molto bravo. Molto Mi bravo. stava venendo in mente una cosa, da Mi innamorai a Ti innamorai, un testo scritto anche con D'Alessio. Ti innamorerai. Ti innamorerai. Guarda, Ti innamorerai, sì, è una cosa che io ho scritto il testo, Sì. perché venne Gigi in studio quando eravamo col Giardino, lo studio stava altrove, stava a Fuorigrotta. Venne un giorno e dice a lui: "Io già scrivo una canzone per voi, anche una canzone per voi", e ci fece ascoltare questa cosa e disse a me: "Gianfranco, perché non fai un bel testo su questa cosa?" Che lui ci teneva molto, era certo che potesse, perché poi era un suo sogno, perché in fin dei conti Gigi era cresciuto con le nostre canzoni, no? Infatti no, dice, mi diede proprio l'input: "Ti innamorerai". Dice: "Voi tenete un problema, vi racconto questa cosa perché è carina", credo di raccontarlo anche, averlo raccontato anche nel libro. Disse: "Voi siete troppo vecchi per fare gore e cose, amore, cose", dice. No, ce lo disse proprio così. Poi cose del politico sociale, non siete credibili perché avete sempre fatto canzoni. "Ma perché non parli di tua figlia?" Disse: "Perché tiene una figlia, fate i papà, quello che siete". E infatti io scrissi questo testo. E quando scrissi questo testo, Ti innamorerai, che parla proprio di mia figlia, cioè io entrai nella stanza di mia figlia, ho raccontato tutte le sue emozioni e le emozioni di un padre, Gigi la riascoltò e lui e D'Agostino, c'erano il suo paroliere, diciamo, si misero a piangere proprio sensibilmente e disse: "Guarda, è bellissimo, hai fatto un capolavoro". Dice: "Fui contento di questa cosa perché insomma è rimasta una cosa bella di aver fatto insieme a lui". E Ma dopo nel questo... libro, ecco, nel libro Sì, cosa ci c'è stanno ancora? sti cose, No, lo queste sanno un cose, sacco ma di poi cose. hai fatto anche un inno per il Napoli. E poi aspita, come no? E ne ho fatto 3 veramente di inni per il Napoli. Ho fatto, allora, Napoli, il primo inno l'ho scritto con Totò Savio, ecco, uno di quei appuntamenti quando andavo da Totò a scrivere le canzoni insieme, nacque anche questa Napoli perché ce la commissionarono che la volevano far cantare a Beppe Savoldi, che era all'epoca un grande acquisto del Napoli. Però io e Totò facemmo sta canzone, ma quando la riascoltammo io dissi: "Totò, ma ora ce l'ha Savoldi questa canzone?" "No, questa è troppo bella, facciamola, la faremo noi". E infatti poi decidemmo di farla con il Giardino dei Semplici. Poi un'altra anche ha avuto un gran successo, è stata forse più cantata della prima allo stadio, che era "Voleremo senza ali", quella che poi adottò Gennaro Palobella come sigla di trasmissione, e un'altra canzone per Napoli. E poi ne ho fatto un'altra ancora, Amore Azzurro si chiama, visto che effettivamente quello, l'amore azzurro, è una cosa che prosegue, che si mantiene e non muore mai. E infatti l'ho fatta cantare da tanti artisti insieme, tra cui Antonello Rondi, gli Audio 2, Gianni Donzelli degli Audio 2, c'è sì, no, c'è Gianni soltanto che canta, poi c'è addirittura il Tony Cicco della Formula 3 che è tifoso Napoli, c'è Monica Sarnelli, Patrizio Oliva, esatto, i Fratelli Artesi. Abbiamo fatto un gruppo di tifosi napoletani e abbiamo cantato insieme questa canzone. Bella. Ma vogliamo vedere adesso i saluti numero 7 di una persona che tu conosci molto bene? Vediamoci un po' il numero 7. Buonasera Ida Antonio, buonasera Partenope TV,
ciao papà, credo che avrai riconosciuto il posto. Questo è il tuo studio di registrazione, Officine della Musica all'interno dell'Accademia Caliendo. Tu sei sempre qui a lavorare, a registrare dischi, però io sono riuscito a beccare il pomeriggio giusto per registrarti questo videomessaggio in gran segreto. Cosa posso dire? Lavorare alla revisione del tuo libro, che è qui, Memorie di un capellone, è stata una formidabile avventura, un viaggio nel tempo. Ripercorrere la tua vita e la tua carriera di cui sei stato l'assoluto protagonista. Io sono sicuro che i lettori lo ameranno. Qui in questo studio hai realizzato, hai partorito i tuoi bellissimi dischi solisti e infatti nel 2022 so che tu ne sfornerai due dischi nuovi, perché sei sempre un vulcano di idee, un carro armato, un musicista vero, un artista, e quindi ci regalerai delle nuove canzoni. Sarà una sorpresa per tutti quanti. Avanti tutta! Tiziano e Giada, i due figli. Salutiamo sia Tiziano che Giada, Guarda, ovviamente anche Flora a casa che ci seguono. Guarda, io sono diventato papà a 20 anni, e quindi è molto giovane. In effetti lui per qualche verso siamo cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme e io probabilmente non sapevo ancora fumato buono, perché a 20 anni che buono e non sai, quindi con i miei difetti di far papà, però oggi è bello perché andiamo lavorate insieme, no? Pochi anni sì, mi dà una grossa mano, complici, infatti mi ha revisionato con una grande pignoleria e grande attenzione tutto il libro, nel senso preoccupatissimo se mettevo una data sbagliata, se mettevo anche un titolo sbagliato, e ci aveva ragione, perché dal momento che deve restare una testimonianza, deve restare questa testimonianza pulita di strafalcioni, insomma, quindi bella compatta, e lui è stato molto, molto bravo. Diciamo un bel canovaccio in questo libro, sì. Però volevo farti quest'ultima domanda al riguardo del libro. Insieme alle luci si sono accostati anche un po' di momenti bui che tu descrivi nel libro. Sì, riguardo la musica. Ma guarda, in verità noi come gruppo non lo abbiamo dimostrato, perché in fin dei conti eravamo degli allegri delle cose, però abbiamo avuto un sacco di ostacoli, delle porte in faccia, delle cose mancate, dei Sanremo che erano certi, all'ultimo momento stavi fuori non si sa perché, tante situazioni. Queste le ho raccontate, a volte anche i discografici avversi, e anche un minimo, io purtroppo ho dovuto constatarlo nella mia carriera, che comunque noi napoletani partimmo un po' svantaggiati su certe cose. Allora, facciamo più fatica degli altri ad avere delle situazioni e delle possibilità. Ora, guarda, non è stato un caso, però fortunatamente abbiamo quest'anno il Festival di Sanremo sono usciti i partecipanti, c'è un Massimo Ranieri che salva la faccia di Napoli, diciamo in qualche modo, che poi Napoli è stata ignorata quasi. La ignorano sempre. Questo è un peccato, insomma, sono tra i momenti bui ci sono questi qua, momenti in cui avevamo difficoltà anche ad entrare in dei contesti. Sì, in dei contesti, assolutamente. Come devono fare per acquistare il tuo libro? Guarda, il libro credo sia veramente ben distribuito, perché è distribuito via cartaceo dalla Messaggeria del Libro, quindi arriva in tutte le librerie italiane. Se non ce l'hanno è perché l'hanno venduto, buono, lo devono riordinare. E poi su tutti i portali tipo Amazon, IBS, Mondadori, la Feltrinelli, insomma tutti i portali così, è acquistabile dovunque, eppure l'Accademia mia, quindi dovunque si può comprare. Ma adesso noi vogliamo farvi vedere delle foto che proprio Gianfranco ci ha portato, sono quindi rare, esclusive, e ci fa piacere mostrarle, il blocco numero 4, e poi diciamo alla regia se mette insieme anche il video delle canzoni del giardino, che è proprio la canzone nuova di cui parleremo. Cantavo le canzoni del giardino
padre era orgoglioso anche di me, in provincia di Salerno e di Avellino. Quando andavo in piazza mi sentivo un re. Dove sei ragazza di tutte le sere? Non ti vedo da una vita o forse più. E ora che l'estate ancora sa di miele, ne ricordi sei rimasta solo tu. Quanti viaggi verso il sole, quante poesie d'amore, ed il suono di un jukebox in riva al mare, che ingoiava 100 lire, 3 canzoni da sentire, la più bella ti restava in fondo al cuore. Questa voglia di cantare le canzoni del giardino, che mi fanno ritornare l'entusiasmo di un bambino. Le voci vanno su nel cielo ed io mi sento vivo per davvero. Insieme andremo sempre più lontano. Ragazzina, mi chiudevo nell'armadio per sentire la tua voce nella radio, e a pensarci chi lo avrebbe detto mai, che lo avresti detto a me, mi innamorai. Ho baciato una ragazza ad una festa, Cielo, insieme andremo sempre più lontano. Un omaggio celebrativo alla storia del cantautore, ma anche un inno alla rinascita, quindi alla ripartenza. Non vediamo veramente l'ora di questa ripartenza, siamo veramente assetati. Ma assolutamente, Gianfranco. assolutamente. Abbiamo guarda. detto Memorie di un capellone, quindi il libro che sta andando fortissimo. Questo video, questo singolo nuovo che però... Sì, che farai apripista per un nuovo lavoro che vedrà la luce, questo sicuramente, a parte il Covid, quest'anno qua tanti assolutamente. progetti, anche un nuovo musical. Anche il nuovo musical, quindi questo nuovo musical si chiama Tarantella, storia d'amore e di camorra. Una storia d'amore e di camorra. E praticamente abbiamo già, prima uno di quelli che vi video messaggiato, Giancarlo Cervelli, con molta probabilità sarà uno dei protagonisti, così come avrò anche un'altra mia, una mia ex allieva che si chiama Marsica De Angelis. Marsica sì, che anche lei molto probabilmente farà parte del cast. Poi rinnoveremo anche rinnovato Antonello Rondi, che con lui, quando lavoro con lui so proprio con Antonello lavoro proprio bene. E stiamo anche procurando altri artisti nel cast, quindi speriamo bene che bella simbiosi, speriamo bene che ce lo fanno fare. Senti Gianfranco, in chiusura abbiamo lasciato 2 video, 2 saluti che noi, io e Ida, speriamo ti facciano molto piacere. Va bene, vediamoci il vediamo. 4 e il 5. Speriamo. Ciao Gianfranco, sorpresa, chi pensavi potesse essere? La tua sorellona vuole stare sempre al tuo fianco per quanto è possibile. Mi è stato chiesto di raccontare qualcosa di te e il primo episodio che mi torna in mente è quando, all'età di soli 4 anni, riuscisti a creare un capannello di fans cantando a squarciagola, accompagnato da un artista occasionale di strada. Scrosciarono gli applausi. Eri già una star. Oggi continui per la tua strada,
imperterrito col coraggio di un leone, compositore, autore, nella vita privata e in quella pubblica sei un grande. Ti voglio bene, fratello. Ciao fratellone, che bella quest'idea, fantastica. Io posso raccontare qualcosa di te, senz'altro di quando eravamo bambini e tu componevi già delle canzoncine che poi suonavi alla chitarra e accompagnando me che cantavo, ahimè. E diciamo che quando a Natale la casa si riempiva di parenti, queste canzoncine avevano loro come protagonisti. E dopo insomma diventavano redditizie perché facevamo il giro con piattine, insomma. E tu dicevi sempre che tu dovevi avere di più perché le avevi composte, le avevi suonate e io le avevo solo cantate. Ecco, questo è il ricordo più simpatico che ritrovo nella mente. Che dirti, io sono da sempre la tua fan più grande, sono orgogliosissima di te e di tutto quello che sei come artista e come uomo. Ti voglio tanto bene. Ciao Gianfranco, mi è stato chiesto di fare questo video per dire delle cose su di te che gli altri non conoscono. Ho pensato di rendere pubblici i soprannomi che noi ti davamo in famiglia quando eri piccolo. Me ne vengono in mente 3. Il primo è O Barone, per il tuo atteggiamento aristocratico in tutte le cose che facevi. Il secondo invece era Homme Curieux, che era dovuto agli atteggiamenti che tu assumevi quando ti scattavano delle foto, che erano degli atteggiamenti particolari, curiosi, e quindi Homme Curieux. Il terzo, forse il più simpatico, è Bourrine sei purpette, perché il tuo modo di alimentarti all'epoca era molto ristretto, mangiavi poche tipologie di alimenti e quindi come primo mangiavi quasi sempre pasta al burro e come secondo sei purpette, da cui Bourrine sei purpette. Ecco qua, questo volevo dire. Ciao Gianfranco. Chiuso in bellezza. È assai bellezza. Con la family, in autorità la family, il calore della famiglia. No, la tutta famiglia io guarda con i miei fratelli. Lo so che sei molto abbiamo legato. molto legati, siamo molto legati e voglio sa che bene, insomma. Loro ne vogliono a me, ma io allora assai. Ascolta Gianfranco, veramente siamo stati felicissimi della tua presenza. Anche abbiamo io. raccontato quella parte perché ce ne sarebbe veramente da raccontare tanto altro ancora, però ospiti che sono con noi, sono nel nostro ambiente, habitat bello, sereno e molto familiare. Come ti sei trovato da tu per tu? Questa è la domanda. Troppo bello. Troppo bello. Troppo bello. No, veramente sono stato bene. Sì, veramente mi avete messo a mio agio. Poi bello, effettivamente grazie. Le sorprese, cose. Bello, molto bello questo programma. Complimenti. Grazie Piace Gianfranco. assai. Antonio? Sì, noi vi ricordiamo che la puntata andrà in replica domenica alle 21, quindi seguiteci stasera, però rivedetevela anche domenica sera alle 21. Ringraziamo Gianfranco Caliendo, ringraziamo il nostro editore, il direttore artistico Renato De Carmine, Angelo Lucciero, insomma tutto lo staff. E no, ma seguite rivediamo anche le nostre pagine, la pagina di Gianfranco Caliendo, la pagina di Daddio, Ida Piccolo, perché inseriremo comunque tantissimi contributi inerenti al programma A Tu per Tu. Che dire ancora buon anno, prima puntata dell'anno 2022, che ci siano tante altre ancora, proprio uguali, proprio come questa qui che abbiamo vissuto con Gianfranco Caliendo. Grazie Gianfranco. Grazie a voi. Non volevo. Ciao a tutti. Buona serata e buona settimana, serata. alla settimana prossima. Ciao, a martedì.